ci aggiungiamo, stiamo andando verso la conclusione. Come vi dicevo, ci piacerebbe, se ci fossero delle domande, farle, potervi rispondere. Diamo delle piccole regoline, facciamo 3 minuti massimo per domanda, passo io con il microfono, se no ve lo portate a casa, 5 minuti per le risposte che non siano prolisse anche i nostri relatori. E se non ci sono altre domande, c'è comunque sempre il banchetto per firmare la proposta referendaria, quindi alzate la mano che passo volentieri tra i banchi per dare voce anche a voi, insomma. Intervento da 30 secondi. Allora, è vero, la moneta, l'euro può essere un problema, ha degli aspetti negativi e siamo tutti d'accordo abbastanza. Ma forse bisogna vedere poi se con la nuova moneta, ipotizziamo questa nuova moneta per l'Italia, cioè chi la controllerà, perché in ogni caso sarà agganciata al sistema finanziario e quindi il problema non è come si chiama la moneta, potrebbe essere, ma chi la controlla. Allora siamo sicuri poi di poterla controllare o semplicemente sarà un problema che invece di chiamarsi euro si chiamerà qualcos'altro perché i soliti della cupola riescono a controllarla in ogni caso? Domanda questa. Gabriele, se vuoi altro, abbiamo il microfono. Volentieri. Rispondo subito, solo vorrei riagganciarmi a quanto detto prima, scusate, a quanto detto prima Jacopo a proposito del debito pubblico, perché immagino sia una domanda che più o meno ci facciamo tutti quanti. Con 2.173 miliardi di euro di debito pubblico dove vuoi che andiamo? Nel 2015, come ha detto Jacopo, pagheremo ben 100 miliardi di interessi sul debito pubblico, al servizio del debito pubblico. Quindi noi siamo un popolo di falliti perché abbiamo quasi il 103, siamo al 134,7% del rapporto debito-PIL, debito pubblico prodotto interno lordo. Quindi non potremo mai farcela perché finanziariamente siamo falliti, non possiamo continuare così. Se ritorneremo alla valuta nazionale, la valuta nazionale quella che sarà controllata da qualche altro, ma saremo schiacciati da questo tremendo debito pubblico. Fra l'altro debito pubblico per la maggior parte trattenuto in mano straniera, quindi anche se useremo l'articolo 1277 del codice civile e seguenti sulla Lex Monete, anche se li vorremmo trasferire in lire italiane, comunque sarebbe una cifra insostenibile, non ce la faremo mai. Io mi spiace, voglio smentire subito Jacopo, non ce la faremo mai, saremo falliti. Tanto vale che restiamo nell'euro, non abbandoniamo assolutamente l'euro. Vi ho detto prima che sono un mentitore incallito, matricolato. Non ve lo dico io, ve lo dice sempre questo signore che, ripeto, ha scritto questo, secondo me, bel libro. Fra l'altro questo signore era pro euro, adesso contro euro. Bisogna un po' di luce perché il tono di Isus si è... Dice a proposito del debito pubblico italiano, lo dice lui, non lo dico io, dice, ve lo traduco, il debito pubblico italiano è in maggiorità, è per la maggior parte detenuto dalle persone morali e fisiche italiane. Non è vero che il nostro debito pubblico è in mano straniera, è in mano nostra. Per il 60 e qualcosa per cento il grafico lì, ma per ragioni di tempo non ve lo tiro fuori. Mentre e quindi la proporzione col debito pubblico francese è di circa un terzo inferiore rispetto a quello francese. Quindi quello francese è detenuto per un terzo in più rispetto a quello italiano all'estero, mentre il nostro debito pubblico è per la maggior parte in mano italiana, e quindi potremo tranquillamente per la maggior parte del nostro debito pubblico utilizzare la Lex Monete. Quindi cominciamo a non essere poi così tanto falliti. E che cosa dice Hesburgh ancora? Dice, questo significa che l'Italia è relativamente meno vulnerabile della Francia.
così che i mercati internazionali, anche in caso di abbandono dell'euro, non dovrebbero preoccuparsi più di tanto del debito pubblico italiano. Non lo dico io, lo dice questo francese. Quindi quanto vi ha detto Jacopo corrisponde perfettamente alla verità. Possiamo farcela, dobbiamo farcela. Sta in noi voler cambiare. Vuole cambiare alla nuova valuta, quella che sarà la nuova valuta. Ma io vorrei aggiungere degli altri pensieri di carattere politico, economico. Anche nel caso dovessimo ritornare alla nostra valuta nazionale, vorrei farvi subito coinvolgervi in un mio ragionamento che mi toglie il riposo notturno. Se dovessimo ritornare alla valuta nazionale, questa classe politica sarebbe in grado di coordinare tutte le azioni necessarie per ritornare alla valuta nazionale, dato che dovremo confrontarci con tutte le altre valute del mondo? Secondo voi questa classe politica è in grado di fare una cosa del genere? Non solo, ma abbiamo un piano per il post-euro, un piano politico, economico e soprattutto sociale per il dopo-euro? Credibilità. Non mi preoccupano i mercati internazionali, vi spiego subito perché se un grande paese come l'Italia dovesse uscire dall'euro, noi tutti siamo operatori di carattere finanziario, noi tutti lavoriamo in qualche grande banca internazionale, siamo seduti dietro il nostro PC e abbiamo due tasti, uno sell e uno buy, uno vende e uno compra. L'Italia esce, ammettiamo domenica, lunedì mattina esce dall'euro. Secondo voi la svalutazione o l'apprezzamento della nuova lira italiana sarà allo zero? Ho sentito discorsi di ragionamento, non avremo una svalutazione dell'800% di più, non varrà più niente? Assolutamente no! Perché? Perché l'euro, effetto domino, ce lo dice anche Elisburg, crollerà, quindi nessuno sarà tentato di dire se l'ira o con la nuova valuta italiana, ma saranno tutti tentati a dire se l'euro. Quindi non sono i mercati internazionali che mi preoccupano per il semplice ragionamento della domanda e l'offerta di valute, ma quello che più mi preoccupa è l'aspetto di carattere politico. Se noi non cambiamo la nostra politica e ancor prima se non cambiamo la nostra mentalità, è inutile ritornare alla nuova valuta. Dobbiamo cambiare il fondamento dello Stato, dobbiamo ritornare a una banca pubblica. La Banca d'Italia non deve essere più Banca Italia con la K, deve essere Banca d'Italia di apostrofi Italia. Le riserve auree devono ritornare in Italia. Dobbiamo avere la nostra sovranità monetaria, politica, alimentare, strategica, difesa, eccetera. Dobbiamo ritornare ad essere sovrani, dobbiamo ritornare ad essere un paese con la lex monete, cosa che è successo in Grecia, che quando hanno fatto l'haircut 3 anni fa del debito pubblico greco, la prima cosa che hanno fatto, cosa hanno fatto? Li hanno privati della loro lex monete e hanno detto una parte del debito pubblico sarà sotto legislazione inglese. Questo significa togliere libertà ad un popolo. Ho detto prima, la mia libertà non la cedo a nessun prezzo, la difenderò contro chiunque. Ritorneremo sicuramente alla valuta nazionale, perché non lo dico io, ma l'ha detto Robert Mundell nel 1963 con la teoria sulle aree valutarie ottimali, dove dice: in paesi strutturalmente diversi, economicamente e strutturalmente diversi, se un paese va in crisi, l'unica possibilità per trattenere la valuta sarà quella di ridurre i salari, altrimenti la valuta unica crollerà. Prima è stato citato il ciclo di Franklin, io vi cito una teoria del 1963, Robert Mundell, premio Nobel per l'economia. Possiamo farcela, dobbiamo farcela, tutto dipende da noi.
chi con un'altra domanda? Prego. Buonasera. Io condivido l'approccio che è stato dato, per cui questa è una battaglia anche anzi soprattutto per la libertà e per la sovranità. E quindi la domanda che faccio è questa: fuori dall'euro, fuori dall'Europa, perché come l'onorevole ha ben detto prima, non siamo stati consultati se entrare nell'euro, né ci è stato spiegato che cosa sarebbe successo. Ma allo stesso modo non siamo stati consultati neanche su nessun altro trattato che è stato firmato, neanche sui trattati che vincolano i bilanci, per cui non possiamo più fare la nostra spesa pubblica. Io sono consigliere nel Consiglio Comunale di Solarizza, quindi conosco benissimo, anche se siamo un piccolo paese, le dinamiche per cui dall'Europa quello che sta succedendo anche in un paese di 3.200 abitanti. L'altra riflessione che volevo fare, che mi collego un po' alla domanda precedente, ecco, abbiamo una politica economica per quando usciremo dall'euro? Qual è la proposta che fa il movimento? Quale sarà il tipo di approccio che verrà messo in piedi? È un po' quello che, la riflessione che è stata fatta adesso. Questo è anche un po' un suggerimento metodologico, magari per i prossimi incontri, cioè è ottimo questo approccio di come siamo arrivati qui e perché dobbiamo uscire, ma cosa succederà dopo? Perché se vogliamo convincere, io l'ho firmato, ma se vogliamo convincere anche gli altri a aderire a questa battaglia, secondo me è molto importante come dire, spiegare cosa succederà e rassicurare, diciamo, tra virgolette, dando informazioni chiare su quelle che saranno le politiche sociali e economiche che si vorranno mettere in piedi, perché io non penso che questa classe politica non sia in grado di fare questo. Questa classe politica non vuole, perché è la classe politica che, pur sapendo quello a cui ci avrebbe portato, ha scelto di vendere la nostra libertà e la nostra sovranità per interessi non certo popolari. Grazie. Quando prima Giorgio parlava del 3% e faceva l'esempio della Francia, che loro l'hanno sforato e sono al 4,4. Il rapporto deficit-PIL, se è aumentato, dà la possibilità a uno Stato di respirare un po' di più. Renzi mesi fa l'aveva detto in un modo, con un suo classico spot che io sono anche stanca di sentire. Lui esce, fa queste uscite, noi possiamo fare un modo di coraggio e sforare il patto del 3%, perché è uno di quei vincoli di cui facevi riferimento tu. Se noi potessimo, perché si può fare, sforare il 3%, prima di tutto si potrebbero fare delle politiche di salvaguardia del territorio, si potrebbero fare delle politiche serie di salvaguardia del territorio. Vedi cosa succede? Io è un anno che vedo, saranno successe 4, penso, alluvioni solo in Veneto, tra Bassa Padovana, Bassa Veronese, Basso Ovest Vicentino, e sono alluvioni che non riguardano solo i cittadini, ma anche le imprese. Quindi si può partire da lì, si può partire da una buona politica per il lavoro, per i lavoratori, ma una riflessione la voglio fare sulla parte finale dell'intervento precedente, che è appunto la mancanza di volontà di questa classe politica di fare questi atti di coraggio. Ecco, l'esempio di Roma è lampante. Mafia Capitale ha puntato i riflettori su un sistema economico basato sui rifiuti. Quando noi qualche anno fa andavamo in giro a dire, e io per prima lo facevo, che con i rifiuti si può fare economia, cioè il centro di riciclo può creare lavoro, la mafia ci ha visto dentro più velocemente e ha cominciato a fare i propri interessi. È uno scandalo grossissimo che ha coinvolto tutte le forze politiche, PD, PL, era trasversale, anche alcuni VIP purtroppo. Solo il Movimento 5 Stelle ne è rimasto fuori. In conseguenza di questi, ormai è all'ordine del giorno sentire questi scandali, no? Dopo lo scandalo Mose che Galan ha patteggiato,
in una maniera vergognosa, perché esce a casa nella sua villa a Cicoglio Gadei, che si farà 2 anni e mezzo a casa, ha patteggiato per 2 milioni e mezzo, che vuol dire quanti ne ha per potersi permettere di patteggiare 2 milioni e mezzo, e a casa, scandalo Mose, scandalo Expo, scandalo Mafia Capitale. Arriva Renzi l'altro giorno, faremo la riforma della corruzione. Ecco l'ennesimo spot, e ogni volta mi cascano i bracci, perché le braccia, scusate, non i bracci del candelabro, perché è da giugno che il Senato è bloccato, dopo che era 1 anno e mezzo che lavoravano sulla riforma della corruzione, ma su una legge che è di Grasso, quindi non del Movimento 5 Stelle, si stava lavorando in maniera congiunta e in maniera fatta bene. Arriva il sottosegretario della giustizia, fermi tutti, lo proponiamo noi un decreto buono, un disegno di legge buono. Da giugno adesso non è arrivato nulla, ok? Il patto del Nazareno, non vedi per caso. Il patto del Nazareno incide anche in queste dinamiche. Difatti di ieri il Consiglio dei Ministri, che doveva partorire questa summa lex sulla corruzione, signori, ha partorito un tombolino, perché a parte preannunciare di alzare un po' le pene, allungare un po' la prescrizione, che in realtà allungare la prescrizione è un falso mito, anche lì la prescrizione sappiamo che è un problema grave della giustizia, perché rallenta i processi, ma rallenta i processi perché li fa morire, quindi le persone non vengono condannate. In Commissione Giustizia alla Camera la prescrizione da circa 6 mesi che è in discussione, e c'è una proposta di legge proprio nostra, di prima firma Colletti, che è stata dichiarata da tutti gli auditi più autorevoli, e qua io parlo del procuratore nazionale antimafia, di persone dell'ANM, l'hanno definita la migliore. Allora, probabilmente proprio perché queste autorità l'hanno definita la migliore, la maggioranza sta un po' rallentando l'azione della Commissione. E con questa azione di ieri di Renzi, del CDL, del Consiglio dei Ministri, che ha annunciato questo CDL, mi sono sentita presa in giro per l'ennesima volta, perché sinceramente la gente vuole veramente vedere delle soluzioni per questo stato di corruzione costante. Non mi può promettere cose semplici che in realtà non hanno effetto. Allora, vuoi aumentare le pene? Bene, ma allora non mi puoi permettere che dopo il minimo della pena di 4 anni uno può andare a casa, perché se il minimo è 6 anni con qualche attenuante a 4 anni di condanna ci arriva, e sotto i 4 anni si scontano a casa ormai le pene, non so se mi rendo conto. Dopo non è che restituire il maltolto, deve restituire il doppio del maltolto, perché sennò buoni tutti. È un disegno Per certi reati va tolta la prescrizione anche, secondo me, no? Allora, il messaggio è chiaro: c'è una politica, deve essere assolutamente curata dalla corruzione, che in Italia, anzi ve lo dico, è un numero, l'Italia vanta il 50% della corruzione in Italia, quindi partiamo da lì, diamoci un bel punto, all'Europa, mettiamoci un bel punto alla lotta alla corruzione, e da lì si parte a ricostruire bene anche l'Italia. Io ho solo un piccolo appunto che trovo tristemente delizioso quando si espongono in questa maniera i nostri amanti politici, perché appunto non so se vi ricordate, dopo il Mose, andare in Italia ci vuole morto per fare la legge, le cose in maniera preventiva è veramente dura che vengano fatte. Vi ricordate cosa ha detto Renzi dopo lo scandalo Mose? Il DASPO per i politici, li accuseremo di alto tradimento. E poi quando devono andare a votare per concedere le intercettazioni nelle indagini, votano contro. È andato da Napolitano col nome di Gratteri alla giustizia, Ecco. è tornato con Orlando. Questo, allora, Cosa ho detto io adesso? Che è andato da Napolitano col nome di Gratteri al Ministero della Giustizia, è tornato e c'era Orlando.
Allora, di che cosa stiamo parlando? esatto, allora stiamo parlando qua in Veneto, stiamo parlando appunto, parlavamo delle ville costruite con i miliardi, poi ci continuano a stare dentro, cioè non c'è neanche il sequestro, no, non è questo il problema. La Moretti che diceva Orsoni è estraneo al PD, e Orsoni è stato molto coerente, ha detto no, il PD mi dava i soldi, e ha fatto anche i nomi, avete visto stamattina, e sono indagati anche loro, il sindaco di Venezia, Orsoni, quindi capiamo benissimo che se ci fosse la volontà di risolvere il problema non ci si ritroverebbe di fronte a una delega al governo, ci si ritroverebbe contro un decreto legge di cui questo governo ha abusato, hanno posto la fiducia per qualsiasi cosa, anche per il prezzo dei panini alla Duvet ancora un po', però quando c'è di mezzo la corruzione facciamo una delega, ne parliamo, non c'è mai l'urgenza. Sapete benissimo che uno dei requisiti dei decreti legge è l'urgenza, la necessità, esatto, uno delle necessità e urgenza. Secondo voi non c'è necessità e urgenza di porre fine alla corruzione? No. Evidentemente per loro no, questa è la risposta. Bene, grazie a tutti. C'era Gabriele che voleva... Gabriele, poi chiudiamo. Velocissimamente per rispondere alla signora dell'intervento di prima, che trovo interessantissimo. Non possiamo uscire dall'euro perché non ci sono normative a livello europeo. È verissimo, se voi andate a leggervi il trattato di Maastricht non c'è una riga sull'uscita dall'euro. Questo non significa però che ci siano delle clausole riservate. In tutti i trattati internazionali, penso nessuno escluso, ci sono le clausole cosiddette segrete. Sicuramente ci sarà una clausola detta riservata, meglio segreta, per l'uscita dall'euro. Perché dico questo? Perché se lo sono dimenticato nel 1992, non se lo sono dimenticato nel 2007, con l'articolo 50 del Trattato di Lisbona del 2007. Al comma primo si dice una cosa piuttosto interessante. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Mi chiedo se uno Stato può decidere, secondo le proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione, parliamo di 28 paesi, perché 18 paesi che fanno parte dell'Unione monetaria non possono uscire semplicemente dall'euro e restare nell'Unione Europea. Io sono un europeista convinto, non sono affatto convinto dell'euro. Ma la domanda della signora era: che quali idee abbiamo per la prossima politica economica, per la prossima politica sociale, quando avremo, se avremo, io sono convinto di sì, è solo questione di tempo, la valuta nazionale. Ho bisogno di un altro grafico che adesso vi tiro fuori subito. Purtroppo non ho il tempo per illustrarvi tutto perché il tempo è sempre tiranno, ma cercherò di fare il prima possibile. Qui ho anche il discorso del petrolio, dei risparmi, dei nostri soldi, come succederebbe, che cosa succederebbe. Scusate, vedete che ho un sacco di cose. Ecco qua. Questo è un grafichetto che mi piace tremendamente perché risponde alla domanda della signora e alla domanda che ci facciamo tutti quanti. Vediamo che c'è una linea dello zero, ci sono alcune parti che sono sotto lo zero, altre parti che sono sotto lo zero. Una parte che è sotto è il prodotto interno lordo, una parte che è sotto è consistente, sono gli investimenti, e una parte che è sotto è sempre la personal consumption, il consumo personale. Le uniche due cose positive sono la spesa pubblica e le esportazioni, questo a livello europeo. Che cosa dobbiamo fare nella prossima politica economica, nella prossima politica sociale, per ribaltare il GDP, il prodotto interno lordo positivo? Gli investimenti. Dobbiamo fare una politica di investimenti, ce l'ho detto prima, Veneto Sviluppo, abbiamo qua per fortuna un imprenditore. Se io non ho possibilità di vendere, non ho nessuna intenzione di fare investimenti. Se non faccio investimenti, che cosa non faccio? Non assumo.
Se faccio investimenti, lo porto dall'altra parte, assumerò. Personal consumption, consumo privato. Se io non consumo, Jacopo produce biciclette, se io non consumo, Jacopo non produrrà più biciclette, non farà investimenti, non ci sarà occupazione, calerà ancora di più il personal consumption, la spesa personale, calerà ancora il GDP. La risposta è molto semplice, è scritta lì. Dobbiamo fare esattamente il contrario che stiamo facendo adesso. Più spesa pubblica, quindi aumentare questo, più investimenti, più consumo privato, e per avere più consumo privato cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare esattamente il contrario del Jobs Act. Chi ha tagliato la spesa personale è un certo signor Mario Monti. Se volete restare, o anche il video, se invece volete andare, vi ringrazio. Grazie mille, non vi chiediamo più, se volete fermarvi per firmare il referendum. Graveremo anche il banchetto, immagino.